Dobbiamo finirla perché intanto dobbiamo avere rispetto per la morte di una persona, è la prima cosa, ecco, perché credo che serva rispetto e in secondo luogo non si può strumentalizzare un evento di questo tipo cercando di tirare acqua al proprio mulino e dicendo che la vaccinazione ha provocato questo. È durissimo il direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi con gli autori dei violenti commenti Novax incalci ai post sui social che annunciano con dolore la morte a soli 59 anni dell'architetto e attivista politico Paolo Giordano. Giordano, con i modi estremamente diretti che lo contraddistinguevano, non aveva mai fatto mistero di essere favorevole ai vaccini anti-Covid. L'infarto che gli è stato fatale sabato pomeriggio è diventato il pretesto per attaccarlo e deriderlo, come se il malore fosse derivato dai vaccini stessi e non da quel cuore fragile che già in passato, ben prima della pandemia, gli aveva dato dei problemi. Questa cosa mi ha messo una tale rabbia nel dolore della morte di Paolo che valuterò anche come avvocato di denunciarli. Non è possibile che in un post fatto peraltro da me perché volevamo far sapere a tutta la comunità che purtroppo lui era morto di infarto, si siano scatenate gente che non c'entra niente, non rispettando il dolore per primo ovviamente dei familiari, ma anche di noi amici che ovviamente piangiamo un grande nostro amico che se n'è andato. Si vergognino. Sono cose ignobili, no? Perché non si può speculare sulla morte di una persona, perché oltretutto una brava persona, una persona ecco, conosciuta a Treviso, eccetera, che ha avuto un episodio, un infarto del miocardio acuto che avviene e può succedere. Non c'è nessuna correlazione ecco, tra la vaccinazione e l'infarto del miocardio. Casomai ci sarà una correlazione, ma non certo per l'infarto o per altre patologie, nelle long Covid, perché è stato dimostrato che chi ha contratto il Covid potrebbe avere anche dei problemi legati a aritmie o altre cose. I funerali laici di Paolo Giordano sono stati fissati per giovedì. Dalle 8:30 alle 9:30 sarà possibile salutarlo all'obitorio di Treviso, quindi dalle 10 alle 11 nella sala del commiato del crematorio di Conegliano. Architetto e costruttore di giochi per bambini, lo ricordano nell'epigrafe la moglie Daniela e i figli Gaia e Alberto, viste le tante attività svolte con e a favore dei bambini. Un grande marito e papà, scrivono, che ci ha insegnato che l'amore ha senso solo se condiviso.